Ci troviamo all'interno della tipoteca, anzi all'interno del vecchio cannapificio, ed esattamente siamo dentro a quello che era il dormitorio delle donne. Qui abbiamo organizzato, su iniziativa di diversi enti, ma soprattutto della tipoteca, questa mostra dedicata appunto alle erbe. Il titolo infatti è Curarsi e nutrirsi con le erbe nei secoli. Cosa abbiamo voluto raccontare? Abbiamo voluto raccontare in realtà una cosa molto semplice e importante, che da che mondo è mondo, il mondo della medicina, a partire da Ippocrate, Galeno, alla scuola salernitana, basava tutte le sue ricette appunto di cura sulle erbe, su quello che erano il mondo naturale. Per inciso faccio presente che quando noi andiamo dal medico chiediamo una ricetta e quando prepariamo un piatto usiamo la ricetta, perché questo mondo, diciamo, di medici dialogava moltissimo con i cuochi e essendo all'interno di un museo della stampa non potevamo che esporre un patrimonio unico che non solo il Veneto ha di libri antichi, quindi abbiamo tra virgolette saccheggiato alcune grandi biblioteche, in particolare la Bertoliana di Vicenza e la Biblioteca Internazionale della Vigna, e abbiamo cercato di portare tutti i testi che raccontano un po' questa storia, a partire da alcuni capolavori. Questo per esempio è un pezzo unico e straordinario, sono le storie naturali di Plinio, stampate a Venezia nel 1469. E da qui in avanti appunto tutti questi testi raccontano un modo naturale di curarsi attraverso le erbe, libri di tutti i tipi, libri di speziali, libri di medici, cioè tutti coloro che avevano praticamente in possesso questa sapienza. Alcuni di questi tipi, di questi libri, scusate, erano dei veri bestseller, nel senso che tutte le grandi scuole di medicina, immagino Padova per esempio, usavano spesso e volentieri questi testi come libri di studio. E il caso più clamoroso, diciamo, che è stato veramente un best seller, è uno dei più grandi erbari che sono stati stampati proprio in quel di Venezia. E mi riferisco a questo erbario di Mattioli. Lui era un medico di Siena e questo libro ha girato in tutte le facoltà e le scuole di medicina. Sono libri straordinari perché se qui per esempio in questo erbario ci sono 1500 erbe disegnate, spiegate come dovevano essere usate per quali tipi di malattie. In particolare ci siamo soffermati soprattutto sulla scuola veneta. Ecco, la scuola veneta ha una scuola importante di erbari. Abbiamo appunto l'erbario carrarese, abbiamo il Codex Bellunensis che non è più qui in Inghilterra, ma abbiamo per esempio esposto qui due esempi rari di manoscritti, cioè questi non sono libri a stampa ma sono opere uniche, no? In cui appunto si cerca di costruire una sapienza che andrà avanti per secoli. Secondo questa medicina noi ci siamo curati fino di sicuro alla metà dell'Ottocento, ma oltre a questo abbiamo anche esposto, per esempio in queste vetrine, i lavori che i botanici hanno fatto nel corso del tempo. Dopo Linneo soprattutto, il compito del botanico è quello di classificare le piante. In questo caso abbiamo l'erbario conservato appunto al Museo Civico di Montebelluna di Pier Andrea Saccardo. Sono erbe del 1863. Qui invece abbiamo avuto la fortuna di incappare in una sorta di colpo di scena, per cui mostra in corso siamo riusciti a venire a conoscenza di questo grande erbario di fine Settecento. Qui siamo nell'area tirolese e tedesca. Questo erbario, come si vede, è stato conservato in una maniera straordinaria. Allora si diceva nutrirsi con le erbe, ma evidentemente questa scienza che questi libri raccontano era, diciamo così, una scienza alta, per chi poteva intanto permettersi di avere per mano questi libri, ma soprattutto che poteva accedere al medico, che poteva accedere allo speziale della città. Esiste invece un filone straordinario appunto di, se vogliamo dire, traduzione popolare di questa sapienza, e protagoniste di questa sapienza sono state nei secoli le donne che raccoglievano le erbe,
si tramandavano le loro conoscenze, i loro segreti, chiamiamolo così, di madre in figlia, donne che spesso e volentieri erano viste anche con sospetto dalla Chiesa, perché il passaggio tra una che conosce le erbe così a fondo e la stregoneria spesso e volentieri era un passaggio quasi spontaneo, e quindi la Chiesa guardava con molto sospetto. Tra parentesi voglio ricordare che se noi andiamo nelle nostre città, due sono le grandi piazze che noi abbiamo in ogni città: la piazza del grano e la piazza delle erbe. Ecco, il mondo contadino, e questa è un po' la seconda parte che noi raccontiamo, per secoli si è nutrito di erbe, perché, come dice un proverbio veneto, ogni erba che varda in su la sua virtù, e ogni pianta che alza la testa è buona per la minestra. E quindi il mondo, diciamo, dell'alimentazione contadino ha fatto e ha avuto la sua base proprio qui. In questa vetrina invece abbiamo una scuola tutta trevigiana di botanici. Abbiamo appunto Pio Boson da Asolo, abbiamo Lino Vaccari da Crespano del Grappa, abbiamo Renato Pampanini, che è nato a Valdobbiadene e che ha fatto una raccolta straordinaria di tutta la flora del Cadore. Quindi i botanici della seconda metà dell'Ottocento, grazie al Linneo, cominciano a fare cosa? Cominciano appunto a classificare e censire tutte le piante. Sono documenti importanti perché molte di quelle piante noi non le troviamo più nei nostri prati. Ecco, qui ragioniamo ancora attorno appunto al consumo di erbe del mondo contadino. Nel Settecento nasce una scienza, si chiama fitoalimurgia. Alimurgia è un termine che deriva da due parole: alimenta, urgenza. Cosa vuol dire? Cosa mangi quando appunto c'è la fame, quando c'è la carestia? Ricordo un passaggio che, per esempio, sia durante la Prima Guerra ma anche durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe erano dotate di piccoli erbari per permettere a loro di riconoscere le erbe in caso di urgenza, in caso di fame. Abbiamo portato anche degli erbari, per esempio questo è un erbario sempre del Cinquecento che viene dalla Germania, Jacobi Teodori, Taberna Montanus. Abbiamo portato degli erbari dalla Francia, anche questo, Histoire Générale des Plantes. Insomma, c'è tutto un mondo, diciamo, di saperi che per secoli ha alimentato questa scienza. Un altro grande tema che abbiamo cercato di affrontare è anche quello, per esempio, dell'arrivo delle nuove piante dopo la scoperta dell'America. Lì, per esempio, ci siamo concentrati su due piante in particolare: il cacao e il caffè. Queste sono piante che appunto entrano nel nostro sistema alimentare a tempi diversi. Il problema del caffè, per esempio, è un problema interessante perché a un certo punto era riconosciuto, nel momento in cui si diffonde, come bevanda degli infedeli. Come fa la cristianità a un certo punto ad accettare una bevanda? Il tema viene proposto a Papa Clemente VII. Papa Clemente VII si fa portare il caffè, lo assaggia, non credo fosse il caffè Illy, ma comunque lo assaggia più volte. A un certo punto decide che questa bevanda è veramente buona, è tonificante, prende il suo aspersorio, benedice la pianta. A quel punto il caffè è diventato appunto di proprietà di tutti. Ma pensate per esempio alla digitale per il cuore, pensate agli oppiacei. Abbiamo dedicato anche qualcosa per esempio alla Coca-Cola, perché la Coca-Cola nasce dalla noce di cola e dalla cocaina. È un miscuglio che viene fatto dopo, a inizi Novecento in America verrà proibita la cocaina e sostituita con la caffeina. E a metà dell'Ottocento, appunto, come avevamo detto, parte l'industria farmaceutica. L'industria farmaceutica non fa altro che usare la chimica, estrarre i principi attivi e cominciare a produrre appunto delle medicine che hanno dentro questi principi attivi. E le storie
dei successi, diciamo, di questa scienza farmaceutica, noi li abbiamo evidenziato con la storia dell'aspirina, per esempio. Chi non prende un'aspirina? E anche questo è un percorso straordinario, appunto, dovuto poi a livello industriale il successo è dovuto alla Bayer, ma in realtà io ricordo sempre ai miei studenti che nel mondo contadino, appunto, difficile che un contadino quando lavorava in vigna durante la primavera prendesse un'influenza. Perché? Perché aveva sempre tra i denti un ramo di salice, no, da cui poi verrà estratto il principio attivo. Tant'è che c'è il modo di dire le come ciucciar strope, no? Proprio perché il gusto amaro che c'è appunto dell'acido salicilico crea grosso modo una sorta di barriera. In questa mostra non lo posso non ricordare, siamo stati aiutati da un'industria straordinaria che è la Unifarco, un'industria che ha compiuto 40 anni, dislocata tra Santa Giustina e appunto Villorba, un'industria che cosa fa? Usa ancora oggi tutte materie vegetali per creare prodotti per la salute, prodotti di bellezza, integratori, e continua a brevettare e continua appunto a fare ricerca. L'ultima appunto ricerca è stata fatta con la corteccia dei larici caduti durante la tempesta Vaia. Dall'arice si estraeva la trementina e loro hanno appunto elaborato in laboratorio, recuperando i principi attivi, l'arix, che serve appunto come coadiuvante quando hai un raffreddore, quando hai un po' di tosse. Hanno lavorato sulla calendula, hanno lavorato ancora poi sull'arnica, quindi è una storia che sta quasi compiendo un giro. Siamo partiti dall'uso sistematico appunto del mondo vegetale per curarsi e per nutrirsi, stiamo tornando lì, stiamo tornando ancora a usare questa natura che ci riserva sempre di più, grazie alle tecnologie, alla nutraceutica e alla scienza, ci sta dando ancora molto. E quindi questa mostra noi l'abbiamo voluta fare anche per dire, guardate che nulla di nuovo sotto il sole. Le cose tornano e per fortuna stanno tornando e la natura ci parla ancora, ci cura e ci nutre.